ha un ruolo di accompagnamento della persona con disabilità nel mondo del lavoro. Essendo un servizio sociosanitario, ha la possibilità di essere di supporto per vari aspetti alla persona con disabilità, e ci interfacciamo con il Centro per l'Impiego per quanto riguarda la parte relativa alle aziende, e si cerca in questo modo di ottimizzare l'inserimento delle persone nell'ambito lavorativo. Tra tutti, quando il Centro per l'Impiego promuove dei tirocini secondo la legge 68 all'interno delle aziende, noi diamo il supporto come monitoraggio aziendale, quindi c'è un tutor all'interno dell'azienda e noi invece come operatori SIL diamo il supporto nel monitoraggio dell'attività e del tirocinio. Collaboriamo con il comitato tecnico e quindi come componenti del comitato tecnico per l'attivazione sempre di progetti di tirocinio secondo la legge 68, e collaboriamo con colloqui congiunti che facciamo insieme con operatori del Centro per l'Impiego per anche in questo caso aiutare le persone con disabilità a tante volte anche esprimersi al meglio, riuscire a trovare la maggiore adattabilità rispetto a quelle che sono le offerte poi del mondo del lavoro, perché non sempre tutto è proprio così in automatico. Anche noi come il Centro per l'Impiego, ma come è stato detto anche noi utilizziamo lo strumento del tirocinio. In particolare utilizziamo tirocini formativi, ma la maggior parte sono tirocini di inclusione sociale per persone che hanno più difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, e attualmente insomma noi ne seguiamo quasi 200 di tirocini che sono attivi, che possono essere prorogati nel tempo e che quindi aiutano la persona a essere inserita anche senza arrivare poi all'assunzione, perché questo non è lo scopo è l'inclusione.